Sì, sì, andiamo, andiamo. Allora, amici, Kvicia amici Kvaratskhelia. Kvaratskhelia. Ah, c'è ancora Mario Rui e ce lo teniamo perché poi ce lo troviamo in Champions. Allora, è importante, sono più in ritardo di Spalletti, avete ragione, un po' di problemi tecnici tra la reaction che ho appena postato e dovreste essere in grado di vederla e tutta una serie di altre cose. Stavo in realtà, a mia discolpa, tengo anche il che fare, i capelli, quindi ce ne dobbiamo andare tra poco, ma no, ce la facciamo un'oretta e mezza insieme. Il 100 like preventivi, brava Polly, bene. A mia discolpa, stavo controllando le condizioni di Osi. Onestamente, volevo essere tranquillizzato e leggo dagli amici abbonati che insomma Spalletti già ci stava provando a tranquillizzare. Non possiamo gridare vittoria, però cerchiamo di non insomma di non seppellirlo prima che sia morto, nel senso. Devo subito ringraziare Valeria Zaccaria, che bello, buonasera, ho visto George Best in campo, ho sognato. Non hai sognato, Valeria, e actually l'hanno detto anche in Paramount Plus, il telecronista della Paramount Plus, che tra l'altro è un mostro. Fatemi fare complimenti, che io sono sempre molto critico con tutti gli addetti ai lavori. Questo qua è un mostro perché sa l'italiano benissimo e conosce anche, non lo so se l'ha studiato da solo, ma conosce il napoletano. C'è stata a un certo punto quella bandiera dove diceva a chi chiama aspettà, e lui what are we waiting for? Cioè lui capisce, legge, interpreta veramente molto forte, e proprio lui ha detto il Giorgiano George Best, quindi assolutamente sì. E ringrazio Valeria, come ringrazio Tore Falanga. Spalletti doveva cambiare Osi un po' prima. Tore, ovviamente tu incarni un pochino il pensiero di tutti in questo momento, perché c'è la preoccupazione, però speriamo che non ci sia niente di male, niente di grave, un po' solo affaticato. Ha preso a un certo punto su quello scontro volante gomiti, braccia e anche una ginocchiata nella schiena. Probabilmente quella botta con un altro scatto lo ha fatto affaticare un pochino, ha sentito un po' spero sia solo affaticamento, non di muscoli che si sono tirati, che poi si sta però anche Simeone, cioè sarebbe assurdo doverci ritrovare all'improvviso con quell'abbondanza incredibile di Raspadori, Simeone e Osimhen, e poi perdi Raspadori e perdi pure Osi. Sarebbe veramente assurdo, però nel caso dovesse accadere, ragazzi, vai Simeone, vai Solito, il gol oggi l'aveva fatto, annullato perché è fuori gioco di Lozano. Cioè Simeone, là devi vedere la profondità della rosa, e là devono rispondere come quest'anno è accaduto, perché perdi Kvara e Elmas sale in cattedra, quando hai perso Osi sono salite in cattedra a turno Raspadori e Simeone. Quindi vediamo, staremo a vedere. Francesco ha giocato la doppietta del Cioliso martedì sera, alla faccia Francesco, alla faccia. Più ritardo di Spalletti, esatto. Grande Luca. Pompieraggio, Mario, è difficile pompierare. Un amico bellino, mi pare fosse Diego, negli abbonati adesso ha detto una cosa bellissima: siamo impompierabili, nel senso che uno vuole mantenere anche un profilo più basso e fare stare tranquilli, la prudenza. Però questa squadra, quello che mi è piaciuto oggi, al di là, io qua ho scritto sontuosi, vedete, sontuosi, l'ho scritto lì. Quello che mi è piaciuto anche nell'inizio del secondo tempo è la reaggressione alta di una squadra che voleva ammazzarlo l'avversario, sportivamente parlando, cioè
il Sassuolo è abituato a giocare a pallone e Spalletti ha chiaramente comunicato ai ragazzi: se gli lasci spazio per palleggiare, questi ti fregano perché hanno la qualità per poi arrivare fino in porta. E abbiamo visto che abbiamo sofferto, adesso cerco gli XG, ma abbiamo anche sofferto delle iniziative del Sassuolo, come non abbiamo sofferto in altre gare. Di Lorenzo un po' in difficoltà, quindi è evidente, bisogna ammetterlo. Contemporaneamente ho visto una squadra molto mentalizzata che appena perdeva il pallone riaggrediva altissima. L'ho visto la reaggressione di Kvara, ho visto Politano bene in fase difensiva, lo stesso Lozano ha fatto un altro di quei recuperi difensivi in area nostra, Lobotka dappertutto, tantissimo Elmas, mi è piaciuto tantissimo Elmas. Le dolenti note a tratti alternati sono proprio da Anghissà, che mi era sembrato cominciare benissimo, mi era sembrato cominciare tosto, che si metteva davanti agli avversari, mentalizzato così, e poi l'ho visto progressivamente sempre un po' più lezioso. E lì, ragazzi, io spero che questo non avvenga poi in Coppa, perché poi in Coppa ti fregano, Quindi abbiamo bisogno di 11 leoni e in questo momento ne ho visti 10. Ho visto 10 leoni, mi è piaciuto anche Oliveira, ho visto 10 giocatori mentalizzatissimi e uno un po' più svogliato. Idem si può dire per Ndombele dopo. Gli altri mi convincono tutti, mi convincono tutti. Poi adesso voi mi potete incalzare e chiedere cose. Buonasera a tutti. Bello, bellissimo, sì, per me il primo tempo proprio sontuosi, e vi devo dire la verità, anche bella tutta la partita. Per una volta possiamo anche parlare di un Sassuolo che ha cominciato tutto dietro la palla, è vero, hanno cominciato difendendosi, non le volevano prendere, però quando poi si riaffacciavano in avanti erano pungenti, erano tosti, e quindi abbiamo visto anche una partita un po' più aperta delle solite, delle classiche, che sono partite belle da vedere a prescindere dal tifo e da quelle per cui tu tieni. È chiaro, del Napoli io non voglio mai vedere una squadra avversaria che si avvicina nella nostra area di rigore e tira e diventa pericoloso, però per il bello anche dello sport è andata anche bene, abbiamo vinto meritatamente, non c'è nemmeno bisogno di dirlo, è stata una bella partita. E questo fa piacere al calcio. Like anti-Piobbieraggio e like a Kvara che segna anche contro Valerio Alfano. Non ho manco controllato, caro principe, ma questo è quello che piace a me. Voglio perdere al fantacalcio senza nessun giocatore del Napoli, vuol dire che il Napoli va avanti alla grande, mi distrugge e cin cin azzurro fluido. Ma ricordi chi ricetta la tazza dell'Inter? Ma come vi viene in mente la tazza dell'Inter? Di nero non c'è niente qua, è tutto blu scuro, sono tutte sfumature di azzurro, ma non scherziamo proprio, ma quando mai? Ma dove lo vedi l'Inter? Allora, sì, te lo stavo appena dicendo, Alessandro. Allora, non so perché, ma Simeone con la sua voglia e quella gioia mi esprime e mi dà emozioni simili a quelle che mi dava Driss. Bello Luca, no, è uno di quei giocatori che ti fa venire, ti riconcilia con il calcio. Poi è chiaro che certe dichiarazioni, che i blog dicono dichiarazioni da brividi e poi non dice niente di straordinario. Nel caso di Simeone si vede che le sente proprio, e non è da tutti, perché poi non le trovi su tutti gli Instagram di tutti i giocatori, certe dichiarazioni d'amore, certo feeling con la città e con i tifosi. Quindi quando uno si sente proprio di farle, è chiaro che se uno te lo ti consigli, dici vuoi farti amici napoletani, dici che ami la città e hai fatto. Però si vede che Simeone è sincero e si vede anche che non tutti riescono a farlo, quell'ipocrisia, capito? Dire una cosa falsa che non sentono. Si vede che quando lo dicono lo sentono veramente. E poi dobbiamo sottolineare Gollini in panchina, Gollini uomo spogliatoio, Gollini che si va a correre da Gollini che si alza e va a dare il 5 a Politano alla sostituzione. Gollini, ragazzi, Gollini, sono figure che non ti aspetti. Gollini, tu ti aspettavi questo tipo di figura qua proprio da Sirigu. Te lo aspettavi proprio da Sirigu, sai, il mamma santissimo, quello con più esperienza, il pinzoglio della situazione, e invece Sirigu evidentemente se facevi i fatti suoi non l'abbiamo visto partecipare come sta partecipando Gollini. Bello, perché poi Gollini se sarà pure nei secondi porta la partita, non la faccio, il campo non lo vedo, fammi almeno partecipare come uomo al gruppo. Pinamont Plus.
Allora, sto andando troppo lungo, non ho letto tutti i messaggi che scorrono veloci, ma state dicendo tutte cose importanti. Oh, si sta bene, non si parlerà fammelo scrivere, dai, fammelo scrivere così. Allora, creiamo un banner. Dove sta? Puoi ascoltare Messico 86 su Apple Music. No, facciamolo così. Sei curioso, sei bellino? Fluido.net. Tra l'altro devo ringraziare un amico che ha fatto un acquisto di tazze importante e un altro amico che invece ha comprato una maglietta che però gli va larga. Devo ancora organizzarmi, lo dico pubblicamente, per capire come dobbiamo fare il ritorno, perché deve ritornare alle aziende che le produce. Ancora non ho avuto tempo di organizzarmi, amico mio, ma lo farò. Osi è da valutare, dice Spalletti, ma pare stia bene. Posso scrivere questa cosa così? Ecco. Facciamo scorrere qua sotto, così siete un poco più tranquilli, perché lo so che adesso anche il passante che passa per questa live, c'è una live sul Napoli, è chiaro che vengono, chiedono di Osi, non sentono, non sanno che cosa sto dicendo. Attento agli screenshot. Pornocalciografia, hai ragione, sono stati veramente sontuosi, specialmente nel primo tempo. Insisto, la riaggressione, ma c'è anche stato tanta qualità nell'uscita, controlli di prima, Kvara che stava proprio indemoniato, Elmas indemoniato, Lobotka infermabile, Lobotka vale per 2, per 3, veramente straordinario, e Osi che copre tutto il fronte d'attacco, il gol che ha fatto Osi, ragazzi, perché poi è chiaro, si deve parlare del gol di Kvara che è stato straordinario, ma il gol che ha fatto Osi non sta né in cielo né in terra, è una cosa incredibile, veramente incredibile. Molto probabilmente alzeremo lo scudetto o con la Salernitana alla 32esima, o l'altra opzione può essere la 31esima a Torino contro la Juve. Ora non pensiamo a questo, ma la Champions. Esatto, Pablo, questi suoi sono calcoli molto, e io lo capisco pure, perché il Napoli se li sta meritando sul campo questi calcoli, e sono calcoli che, vi devo dire la verità, parte gli abbonati che sono un po' da tutto il mondo e quindi vogliono ritornare a Napoli, e anche io sto facendo questi calcoli, e sarebbe straordinario poter essere nella nostra città nel momento in cui diventa ufficiale questo sogno incredibile. Non lo so, è complicata, bisogna vedere cosa fa l'Inter, perché se l'Inter perde terreno allora si avvicina la matematica, se invece l'Inter tiene botta, e allora tu devi continuare a tenere botta finché poi il divario non diventa incolmabile. Che si deve dire di Lobox? No, vabbè, sono veramente incredibili. Oggi incredibili, voti altissimi domani nell'analisi tattica delle pagelle, credetemi. Il merch, atteso forte acquazione in tutta Italia, sono le lacrime di Marocca. E non so sta, salutatela. Tra l'altro, Giuseppe, a questo punto lasciamoli parlare, portano bene, dai, portano bene. E anche il voler ripensare al Sassuolo, che ha detto non mettete le sciarpe, non portate nei sigilli, nelle curve, nelle cose, nei settori particolari. Io sentivo dalla Paramount Plus, sentivo proprio, stavamo giocando in casa, ed è una cosa che capita spesso. Quelli per questo hanno detto non facciamo proprio vedere che lo stadio nostro diventa tutto azzurro, perché abbiamo giocato in casa e c'erano tanti. Tu li puoi fermare i tifosi che vengono dalla Campania, ma a Reggio Emilia, a parte quelli che vivono e che vivono proprio lì, ma poi possono confluire tanti altri tifosi che stanno al nord e che non vedono l'ora di vedere il Napoli. Come li fermi? E come fai a non farli cantare e sentire i bambini che gridano Kim? Veramente una roba bellissima. Buonasera amici beni, lasciate i like, iscrivetevi al canale. Spalletti out per i non cambi. Stasera segnato Gabriel Omar Osi Stuta e non si stuta. Omar o si stuta, cioè sta acceso o si stuta. Ha fatto un gol incredibile, veramente incredibile. Daniele, grazie per i tuoi contenuti, un saluto, un abbraccio a te, ti ringrazio. Peccato per il 3-0 mancato a inizio ripresa, che avrebbe permesso magari il riposo a Di Lorenzo e Lobo. Più che Di Lorenzo e Lobo, sì, è chiaro, loro sono due indiziati che dovrebbero poter riposare. Più che altro il riposo proprio ad Osi, perché lì
con il gol, con quel tocco di esterno che è andato leggermente fuori, lì magari Spalletti è stato chiarissimo. Noi dobbiamo semplicemente ascoltarlo Spalletti e non ci stupiamo di niente. Ci ha spiegato quali sono i giocatori titolari e quindi indoviniamo le formazioni. Ci ha spiegato che solo sul 3-0 stai un po' più tranquillo e cominci a fare i cambi quelli là per farli riposare, altrimenti sono ancora cambi che servono alla partita, perché sullo 0-2 poi che bicarbonapoli non hai risolto sullo 0-2, perché avete visto che poi ci sono andati vicino con quel gol che poi sarà contestato e si griderà allo scandalo. Certo, 200 like, brava Polly, arriviamo a 250 ragazzi, proprio velocissimi, perché poi esatto, finalmente abbiamo fatto lo stadio nuovo, un gioiellino, il Mapei Stadium, più 18, €1 obbligatorio. Chiaramente questo è il provvisorio, perché poi l'Inter vincerà, non so nemmeno con chi giocano, non mi interessa. Marelli ha detto gol assolutamente da annullare, 0 proteste. Bene. Allora io vorrò sapere domani da chi protesterà, perché ci saranno le polemiche social. Se Marelli va visto come Vate, che bisogna, quando parla Marelli ha sempre ragione e tutti muti, oppure di volta in volta, perché molto spesso si tira in mezzo Marelli per dire la hit Marelli, vai da sta zit, il rigore non c'è, il rigorino non lo vuole dare, eccetera eccetera, il rigore su qua ha detto Marelli, vi dovete stare zitti. Mo che ha parlato Marelli e ha detto questa cosa, ci stiamo zitti o le polemiche social continuano? Perché io, e lo potete vedere, Enrico, adesso ti ringrazio, non c'è nemmeno domanda, ti ringrazio e basta, un abbraccio. Durante la reaction, e ve la potete andare a vedere, io ci riflettevo e dicevo aspetta, prima di tutto ho detto gol, si sono comportati bene così, dopodiché vedo che chiamano così, dicono il fuorigioco e subito mi viene in mente che può essere un fuorigioco di disturbo. Quando poi vedo il replay, vedo che praticamente Olivera inciampa e quindi immagino che ci sia un fallo, ma rivedo bene la dinamica. De Frel non fa fallo, De Frel sta praticamente fermo e Olivera che indietreggiando viene poi toccato o tocca lui praticamente la gamba di De Frel, ma non ha importanza perché lì diventa attivo De Frel come fuorigioco, perché la sua sola presenza lo fa inciampare e non permette a Olivera di fare la diagonale, quindi non deve essere fallo per forza, è un fuorigioco attivo perché influisce sulla posizione di Olivera e sulla sua capacità di liberare poi su quel passaggio filtrante. Quindi vedi che al momento anche i telecronisti, anche gli arbitri, gli stessi giocatori al momento possono avere un momento di riflessione, magari tu vedi una cosa, sei convinto, poi però è il dopo che è importante, è il dopo che tu col ragionamento alla mano da una parte e il regolamento dall'altro ci rifletti e non ci devono essere nessun tipo di polemica. Laurientè Virgilio è veramente forte e io mi sono permesso di metterlo in copertina, veramente forte, e su quella fascia Di Lorenzo, lo dobbiamo dire, il capitano indiscutibile sempre per impegno e prestazioni anche quest'anno, ha sofferto un po' come stava soffrendo a inizio campionato, ve lo ricordate? Banda del Lecce lo soffrì parecchio Di Lorenzo, perché quando le squadre giocano a pallone, e mi rivolgo agli avversari del Napoli, quando le squadre giocano a pallone qualche grattacapo a Di Lorenzo, a Mario Rui sulle fasce ce lo possono creare, e quando poi rinunciate a giocare a pallone che fate venire fuori le qualità in attacco di Mario Rui e di Lorenzo, che quest'anno stanno andando come i treni, se invece vi volete giocare un po' a pallone, non vi chiudete tutti quanti, vedi che ci potete anche mettere in difficoltà e con un pizzico di fortuna potete anche farci gol. Sto dando delle carte a disposizione agli avversari per metterci in difficoltà e per batterci. Poi però se la partita diventa bella aperta e facciamo uno schiaffo tu, uno schiaffo io, vediamo se il Napoli, che sta quest'anno migliorando la percentuale realizzativa, è più forte dell'avversario, e se il Napoli è più forte, tu mi dai uno schiaffo, io lo accuso, ma poi lo schiaffo che ti do a te è bello e va nel set ed è imparabile.
Ok, andiamo avanti e ringrazio ancora Enrico. 2 millimetri, mannaggia, peccato. Esatto, Davide, no, incide, quindi non ci dovrebbe essere problema. Grazie per i tuoi contenuti, complimenti per la competenza. Tu e Guido, con le vostre analisi tattiche e le vostre spiegazioni, fate conoscere il dietro le quinte del calcio. Grazie mille, Luigi. Sono belli questi commenti, perché vuol dire che arriva quella che è l'idea che è sempre stata la mia, perché poi fare lo youtuber gridando lo fanno tutti, lo possono fare tutti, e ce n'erano già tanti, quindi a me era impossibile per me infilarmi in un algoritmo già completamente pieno. Ho cercato inizialmente da solo di farlo in un certo modo, poi con gli amici del Caffè Napoli pure siamo andati nel dentro i numeri, poi con Guido siamo andati ben oltre l'analisi quella banalotta, e cerchiamo sempre Jacopo Statti, cerchiamo sempre qualcosa in più, perché poi tutti hanno il diritto di parlare del Napoli e tutti ne parleranno sempre, e il tifoso del Napoli, per come lo conosco io, se siamo simili, si guarda anche le trasmissioni che non meriterebbero di essere guardate pur di sentir parlare del Napoli, anche trasmissioni in cui uno non è d'accordo, anche trasmissioni un po' dozzinali, ce la guardiamo stesso. Poi abbiamo le nostre trasmissioni preferite dove siamo più attenti, però in sottofondo c'è la mattina una trasmissione Napoli scusate, che è successo? Tenevo un ciuccio tutto azzurro. Addirittura qua andiamo sul cavalluccio rosso. Vedi che tutto torna, Jacopo Statti. Vedi che poi lui, da tifoso del Napoli con accento insospettabile, ne sa più lui di cultura napoletana che tanti altri. Bisogna dirlo. E quindi passiamo dal cavalluccio rosso al ciuccio tutto azzurro. Che meraviglia. Georgian Best, esatto, Arianna. Gli schiaffi di Osi sono più come quelli di esattamente. Che ha scritto Alfonso, che ho visto una cosa meravigliosa, devo recuperare tutti i messaggi. Quante parate importanti ha fatto Meret questa sera? 0, mi sbaglio. Ha fatto parate facili, i tiri quelli là. Ha fatto un paio di uscite alte, mi ricordo le uscite alte su dei cross morbidi, e quelli ci piacciono sempre perché ti danno quella tranquillità alla difesa. E poi ha fatto 2 o 3 parate, quelle là dove ti devi solamente piegare a terra e non devi fare niente di che, perché erano tiri centrali prevedibili, un po' telefonati. Vediamo se sono usciti gli XG per sfizio. Esatto, questo è un XG logico, un XG che piace. Adesso ve lo faccio vedere subito, qualcuno sicuramente l'avrà già cercato perché voi siete appassionati, ed è un XG logico. Potete anche menarvi a indovinare. Nel frattempo io ringrazio ancora Jacopo. Se vi menate a indovinare, io poi ve lo faccio vedere. Ecco qua, è un XG importante, con il Napoli che va tranquillamente oltre i 2 gol, no? Osi da valutare, l'uomo su fatte Osi 2.17, quindi il Napoli fa i 2 gol che dovrebbe fare, il Sassuolo si avvicina al gol che fondamentalmente fa, poi c'è per quel fuorigioco che abbiamo visto, e poi il Napoli ne fa, in effetti. Guardate com'è piccola la stellina di oggi, cioè il Napoli ha avuto più occasioni clamorose non fatte che quelle che poi ha trasformato, erano stelline molto piccole, perché era difficile fare il gol di Kvara con tutte quelle gambe davanti e tutta la discesa che si è fatto, ed era difficilissimo. Andremo a vedere poi quant'è l'XG, ma no, me la già vedremo, che sono curioso e vi do informazione. Devo andare a vedere subito quanti XG è il gol di Osi, perché secondo me siamo proprio sui decimali. Adesso lo andiamo a vedere subito. Vedi, ecco qua, Osi, Open Play, 0.05 ragazzi, 0.05 il gol di Osi. Rendetevi conto, 0.05, era impossibile. Innamorato di Totò e amici, e tutto il resto è venuto da sé. Sei troppo forte.
Bene. Kvarabesti il fenomeno, ma la giocata a centrocampo di Elmas ne vogliamo parlare? È un giocatore che mi affascina sempre di più. Ne parliamo, Giuseppe. Per fortuna sta dando una continuità importante alle sue prestazioni. Io mi pregio, mi vanto di aver sempre creduto nel ragazzo, anche perché non c'era bisogno di inventarsi niente, ci faceva vedere le sue qualità, sempre messo in tutte le posizioni. Anche oggi parte mezzala al posto di Zelinski, viene poi spostato a destra e poi spostato a sinistra, deve fare tutto e fa un po' tutto bene. È uno che segna, è uno che recupera palloni, che corre, che è tosto, che ha il dribbling, che alza la testa, che passa di prima, insomma fa un po' di tutto, c'è esperienza internazionale. E mi sono permesso addirittura di metterlo titolare oggi, con uno Zielinski che di solito parte sempre titolare, Spalletti lascia i like. Salah è onorato di essere stato paragonato a Kvicia. Il Riavulil 77 diventerà un numero apprezzato a Napoli, che poi lo sapete come funziona, i numeri poi diventano i giocatori, è chiaro. E andiamo a rileggere Mertens a Crotone, Olivera a Sassuolo. Sì, che poi si continua a dire questa cosa e poi diventa un meme, passa questa storia che si ripete all'infinito e resta la polemica anche quando poi è falsa, su basi false. Monza Milan, scontro Europa. Buonasera, non era facile stasera contro una squadra che non ha fatto le barricate. Ascoltando il match alla radio sembrava di giocare in casa, un Napoli infinito, proprio vero Sergio. Buona anche la partita di Olivera, sono d'accordo. Spalletti confermato. Tu parli per l'anno prossimo? Lì ripetiamo, c'è sempre la questione dell'opzione che della Renti sa sul contratto, ma Spalletti è stato chiarissimo, non vuole parlare di contratto e di futuro, sta concentratissimo per questa stagione perché è un'occasione irripetibile per lui, per questi giocatori, per questa società, per noi tifosi. È un'occasione irripetibile, sarebbe folle parlare il futuro adesso. Buonasera Antonio, posso una domanda che non c'entra nulla con la partita? Vedendo le intro degli ultimi video ma quanto ti piace Gioco Pastore? Mi piace tanto. Chiaramente è da considerare. Pastorius è il Michael Jordan del basso, è un po' il Maradona del basso, cioè è da considerare il più grande di tutti i tempi per innovazione, per quello che faceva in quell'epoca, per il suo approccio allo strumento. Era impossibile, inavvicinabile. Poi tecnicamente ci si può avvicinare, tecnicamente si può anche superare Giacomo, però quello che ha scritto come storia sì, l'hai presa. Chi? Mi sbaglio, Totò disse campioni si nasce e noi lo nacquiamo. Non proprio, ma ce lo prendiamo. Io vorrei anche essere l'amante della moglie di un calciatore del Napoli per sapere, sai cara cosa ha detto? Bellissimo. Sono in Giamaica in ferie, ho visto la partita con alcuni ragazzi di Montego Bay. Allora sei andato proprio dove sono andato io. Mi sono divertiti tantissimi, anche se loro guardano football americano. Il Napoli spacca. E proprio lì sono andato, proprio a Montego Bay. Ero in un resort, quindi insomma un risotto vale l'altro. Però bellissima la Giamaica. Secondo te in questo contesto di squadra assurdo chi è che sta overperformando di più rispetto alle sue prestazioni abituali? Per me è Amir. Allora, bella domanda. Mi farebbe strano dire i terzini, perché i terzini ci stanno abituando a questo standard di prestazione. Se noi andiamo a vedere, l'abbiamo visto con i numeri, Di Lorenzo e Mario Lui si sono comportati molto bene anche l'anno scorso, ma quest'anno e tutto il resto della squadra che sta ancora funzionando meglio, quindi arrivano più risultati, ma stanno overperformando ancora. Forse Rachmani veramente ha fatto un salto di qualità a livello di leadership, a livello di direzione della difesa, perché lui che si è sentito go e parla con Kim, e oggi si è sentito anche parlare con Politano, dire
dove si devono mettere. Oggi è stato ancora più evidente che avesse lui in mano le chiavi anche del lancio lungo verso Osi, lo ha fatto più volte, non è casuale. Lo sentite Spalletti quando dice Rachmani, vuole che la palla passi sempre da quella parte. Non possiamo non citare Lobotka, che comunque è sempre in crescendo, Elmas che con le sue prestazioni ha convinto di più, e forse però quello che sta overperformando seriamente è sicuramente Osimhen, perché ha avuto finalmente la continuità di giocare qualche partita in più. L'infortunio l'ha avuto lo stesso anche quest'anno, però con la continuità e con la crescita è proprio maturato come uomo. Vedete che soffre di meno l'avversario, si innervosisce di meno, protesta di meno con gli arbitri, è lì l'overperformare. Poi potrebbe essere questo il suo standard e non lo sappiamo, però rispetto a quello che ci ha fatto vedere ha convinto veramente tanto. Pinamonti sul via di Meret, ho rivissuto un incubo, è vero, era con l'Empoli, ma Pinamonti sa che Meret può essere aggredito e può avere dei problemi. Dionisi è molto contento di chiamare Marocchi e dirgli di aver battuto la capolista. Non è successo, non fa niente. Il Napoli ha esercitato l'opzione, l'ha detto Giuntoli oggi. Va bene, allora questa è quindi la condizione dell'opzione del contratto. Ne abbiamo parlato spesso di questa cosa qui, io veramente non ci voglio pensare, perché poi Spalletti può avere voglia di mollare vincendo o può avere lo stimolo di riaprire un ciclo, di aprirlo questo ciclo e di rimanere a lungo. Deve esserci unità di intenti, bisogna capire poi che mercato succede quando vinci lo scudetto, noi non lo sappiamo. Guardate un po' il Milan, se guardate il Milan molti tifosi si lamentano di un mercato non fatto, ecco lì poi tutto viene messo in discussione. Vedete che mettono in discussione Pioli, mettono in discussione lo stesso Maldini perché non ti sei confermato al top, e quindi questa è una sfida che Spalletti deve prendere in accordo poi con la società e capire se arriva l'offerta quella là pazzesca per Osi, che si fa, e poi come lo sostituisci, ti mantieni Simeone e trovi un giovane che deve esplodere, e se ti pigliano pure qua, insomma ci sono una serie di cose che ci stanno portando alla vittoria e non sono facilmente sostituibili, quindi vedremo. Giuntoli ha confermato in un'intervista post gara che Spalletti sarà il nostro allenatore l'anno prossimo. Ciao amici bellini, molto bene. Ultima frontiera, laddove nessuna squadra è mai giunto prima. Bene. Avevamo vinto solo una volta con il Sassuolo nelle ultime 7, è vero, tutti i pareggi 2-2, 1-1, una sconfitta, è vero, Sassuolo è tosta. Stiamo veramente ribaltando una serie di tabù, anche storici. Va inserito un nuovo comando al bot, Kviccia, sono Kvara sessuale. Intervista a Elmas fine partita, domanda specifica, la pronunciate quella parola, risposta secca, calma. Ma va bene ragazzi, al momento va bene tutto, va bene quello che lo dice apertamente, scudetto, si può dire scudetto, va bene quello che dice, non lo voglio dire, ho paura di dirlo, va bene tutto. L'importante è che io vedo che quando l'arbitro fischia all'inizio, io vedo la squadra che entra in campo come oggi, perché oggi subito l'approccio mi è piaciuto, subito cattivi sull'avversario, subito col possesso di palla feroce, poi qualcosa l'hai subita, qualcosa l'hai rischiata, però ho visto quella cattiveria a dire vincimmo oggi, poi ci pensiamo all'Europa, alla Champions League, stavo per dire Europa League che è quella più importante, no, noi siamo in Champions, è quella là più scema. Bene tutti, Manghissà continua a camminare. Purtroppo ti do ragione Armando, speriamo che abbia finito l'allenamento, diciamo, pre-Champions. Ricordatevi di chiudere acqua e gas. Pinamonti sul via di Meret l'abbiamo letta. Buonasera, Napoli impressionante Fabio. Un resort vale l'altro. Stiamo ancora a che 250 like, allora tutti i messaggi sono scorsi troppo velocemente e devo recuperare. Colpa mia ragazzi, non ho il ritmo del Napoli, veramente colpa mia, e cerco di prendere più messaggi diversi possibili. L'ultima vittoria a Sassuolo con Gattuso out con autogol di Obiang, che poi alla fine è Nire, giustamente, ma è proprio così. Comunque Dilo non bene stasera, l'Orientale l'ha saltato sempre, da rivedere in ottica squadre più forti che incontreremo. Francesco lo abbiamo detto a inizio live, Di Lorenzo ha un po' sofferto.
Vale calcoli Guideschi, visto fine girone d'andata, per me al Napoli bastavano 41 punti, 4 su 4 più 5 punti persi dall'Inter, ne mancano 24. Che dici? Speriamo che, insomma, io ho mandato a Guido, però aveva molto da fare, dovrebbe raggiungerci. Sì, sono calcoli. Allora fammi avere i numeri, perché io l'avevo fatto il discorso. Il discorso è semplice, ne devi fare 93 per stare tranquillo. Però il Napoli in questo momento ne ha 62. Mamma mia, che bellezza! Se voi vedete questa classifica, Napoli 62, Inter 44. Che poi 44, cioè solo l'Inter, perché poi se pure l'Atalanta vince va a 44, quindi quindi solo l'Inter che ci sta insidiando in questo momento. Poi può cambiare tutto, però in questo momento è l'Inter. 62, se ne fai 24 arrivi a 86. No, non bastano 86, amico mio, no. Non bastano 86, no, devi superare i 90. Io ho detto 89, 90, 91. Adesso stiamo per la tranquillità. Sai che a 92 in su non ti possono raggiungere matematicamente, però devi farlo. Poi ti puoi anche togliere lo sfizio di andare oltre, e se tutto va bene, se non ci sono infortuni e se i ragazzi se la sentono di fare, gioca per i record assoluti, gioca per i record dove entri nella storia, ed è impossibile, perché se poi voi ricordate per esempio il record di Higuain dei 36, che poi è stato eguagliato da Immobile, resterà sempre il record di Higuain nella mentalità dei tifosi. E adesso Osi, con un'Osi così straordinaria, secondo voi non ci sta pensando? Fare 37 gol è possibile? È difficile, molto difficile, però la voglia di rimanere poi nei libri di storia c'è, senza dubbio. Senza calcoli deve arrivare a 103. Napoli primo, poi c'è il vuoto. Sottolineiamo i non cambi di Spalletti. Abbiamo la Champions, la partita di Empoli dove si è vinto una volta solo nella storia, Atalanta, Lazio, le partite nazionali, il Milano subito dopo la sosta. Questo è tutto il calendario che verrà, ovviamente. I non cambi di Spalletti io lo capisco, Fabio, ed è logico, e Guido pure me lo accennava, che ovviamente io non mi stupisco più, cioè sono anch'io dell'idea che su 2-0 puoi cominciare a fare qualche cambio e non devi avere paura. Però io ho capito che oramai Spalletti non la pensa così, e quando ti sei reso conto che ne servono 3 di gol di vantaggio per cominciare a fare dei cambi che sono un po' più a cuor leggero, io non mi sconvolgo più. Aggiungo anche una cosa, perché poi dice e poi se si è fatto male Osimhen, ok, ma Raspadori si è fatto male non giocando, si è fatto male in allenamento. Che cosa vuol dire? Che Raspadori è stato spremuto e quindi si è fatto male, come si dirà se Osi si è fatto male? No, vuol dire che alle volte le cose capitano, e ti è capitato con Raspadori che invece era stato tenuto in una campanella di vetro, e comunque può capitare. Vanno forte in allenamento, può succedere anche quando sali le scale. Purtroppo è così. Vediamo cosa succede senza fasciarci la testa. Sono il primo che vi ha detto serve il ricambio a Di Lorenzo ogni tanto, lo sapete, anzi siete proprio dei miei. Di Lorenzo non le può fare tutte, perché poi arriva la partita. Oggi è stata una di quelle partite dove si può dire che Di Lorenzo era esausto e che gli scappava l'avversario da tutte le parti. Benissimo, è capitata la partita, non siamo stati puniti da questa cosa di Lorenzo, perché il resto della squadra ci ha messo tutte le pezze che ci doveva mettere. Quindi ragazzi, abbracciamoci forte e senza essere risultatisti analizziamo tutto come è giusto che sia. No problem, good. Molto bene Luca, meno male. Secondo Angelo giocherà Olivera perché è più fisico. Io nel momento in cui invece vedo Olivera qua sono quasi sicuro che giocherà Mario Rui contro l'Eintracht Francoforte. E meno male che non sei uno youtuber che a Lucca. No, hai ragione Valeria, hai ragione senza dubbio. Tra l'altro ho anche chiesto alla mia metà, perché
ho chiuso la porta e ho fatto la mia reaction. E poi ho detto, ma veramente, ho gridato tanto perché non me ne rendo conto, e io se me ne rendessi conto mi metterei anche un po' scuorno e cercherei di limitare, ma è impossibile limitare. E mi hanno visto urlare non davanti alla telecamera, ma le avete viste negli short, le avete viste su Instagram. Molto spesso io mi capita di dover vedere la partita o sentire la partita mentre sono al lavoro, mentre sto facendo le prove, eccetera, eccetera. Mi hanno visto urlare senza telecamera, purtroppo è irrefrenabile, e la reaction è la reaction. Poi quando finisce la partita si parla con calma, si fanno gli screenshot e tutto. Però le cose sassolesche, in effetti lì non c'è niente da fare. E ti ringrazio ancora, Valerio. Ciao Antonio. Marco, attualmente Lozano è molto più in forma di Politano. Lozano mi sembra vivace, mi sembra che scappa e si prende il fallo, ha messo ancora una volta un bel cross. Politano non mi è dispiaciuto, ma posso immaginare che anche questo cambio porti poi a Lozano titolare in Champions. Mi sembra una cosa logica, E devo ringraziare anche Zexus Zealt, sera Vale TVB, ma Osi si è fatto male o nulla, ci hanno detto, amico mio, ce l'ha detto un po' Spalletti che dovrebbe essere cose niente, lo stesso Osi ha detto nothing good, quindi niente, bene, immagino che il ragazzo magari ha anche accentuato la reazione per farci friccicare un poco, perché fa piacere sentire, no? Che tutti si preoccupano per te e tu poi dici non ti preoccupare, sto bene, quella cosa così fa anche un po' piacere, no? Comunque sono ragazzi che hanno i riflettori addosso e qualche sfizio se lo devono pure togliere. Può essere pure che abbia accentuato un po' oltremodo per poi tranquillizzarci e darci ancora di più una gioia. Bene, con i conti in regola che abbiamo, può essere l'apertura di un ciclo? Francesco, questa è la domanda che ci fanno tutti, dipenderà tanto, per me dipende da Spalletti. Oggi se Giuntoli ci fa sapere che Spalletti è ancora il nostro allenatore l'anno prossimo, bene, a questo punto la palla passa a De Laurentiis, confermare Giuntoli, che dovrebbe avere ancora un anno di contratto e quindi siamo tranquilli, confermare Giuntoli e lasciare a Giuntoli la libertà di fare e di disfare. È chiaro che se arrivano delle offerte importanti che ti tolgono, ragazzi, quante partite sono? È Kvara Osimhen, è Osimhen e Kvara, è Kvara e Osimhen. Se tu riesci a bloccare Osimhen un altro anno, non lo so se è un ciclo, ma puoi continuare a essere competitivo sicuramente. Kvara io credo che tu te lo voglia tenere ancora, perché c'è ancora margine di miglioramento e diventare ancora di più un giocatore impossibile. Però è chiaro che freni tutto se ti vendi il giocatore più importante della squadra in questo momento, che è Osi, quindi è difficile. Demme avrà spazio, Demme ha avuto qualche minutino nell'ultima partita, oggi non era la gara sua, oddio, poteva essere anche la gara sua, però non è stato, bisognava togliere anche chissà. Ne avrà pochissimo, Alessio, siamo onesti, avrà pochissimo spazio. È bene anche dare quei pochi minuti per non farli sentire completamente esclusi. Vedi, oggi ha fatto entrare Zerbin, magari con l'Empoli posso immaginare che entrerà anche Gaetano a fine partita se va tutto bene. Dare un po' di cioccolatini a tutti quelli della rosa finché non si arriverà all'apoteosi con Gollini in campo, Zedad che ha tutta fascia, e lì vuol dire che veramente il Napoli si sente un po' più tranquillo, magari matematicamente. 300° like e vai Antonio, bravo. Godiamoci il momento, ma sto gasato anche per l'anno prossimo pensando ad una vendita di Osi. Acquisto Hollywood e non perdi niente. Vabbè. Vediamo. Hollywood è fortissimo, senza dubbio, però non perdi niente, vediamo, perché poi ti devi sempre adattare. Tra questi soldi, Champions e Scudetto, investi in infrastrutture. Allora, Francesco, questo è un messaggio molto maturo che io abbraccio e sposo, e ho detto quando quest'anno verso la 10ª giornata, non lo so, devo andare a rivedere, poi ci divertiremo, ragazzi. Questa è un'annata talmente speciale che ci saranno proprio i video dei video, andremo a rivedere tutto. Quando uno pensava, dobbiamo rivedere anche noi stessi quando dicevamo io il Napoli sta smantellando, siamo finiti. Io però nella griglia non li ho messi fuori dall'Europa,
devo dirvi la verità. Su qualcosa ci credevo ancora, perché avevo visto Kvara in nazionale, e allora ancora prima di sapere quelli che dovevano essere smantellati, ancora prima di Raspadori e Simeone, già vedendo Kvara già mi ero, poi bisognava sperare nella crescita di Osi, e c'è stato. E io vi dissi, quando ho cominciato a pensare che questo era veramente un anno importante, ho detto, io accetterei anche il non ciclo, vincere quest'anno, però con la gente calma, con la sazietà e la soddisfazione di aver vinto, e c'hai lo scudettone sulla maglia, te la prendi e si dice ok, l'abbiamo fatto, adesso si investe nello stadio. C'è un anno in cui dobbiamo stare in ristrettezze economiche, non facciamo un mercato roboante, investiamo nello stadio. Vi sta bene, anche se facciamo un anno o due di riorganizzazione, che poi non sarebbe nemmeno così clamoroso da fare, perché come dici tu, c'hai l'ingresso dei soldi nella Champions, se ti vendi uno dei campioni hai altri soldi e puoi puntellare una squadra che comunque è forte. Quindi io lo accetto molto questo discorso per poi competere a lungo termine, perché quest'anno è un unicum, però lo sappiamo dentro di noi che senza lo stadio è difficile aumentare il fatturato, è difficile mettersi a livello con le grandi squadre europee. Puoi fare l'esploit, puoi fare l'annata in cui ti va tutto bene, come la stiamo facendo, però poi per mantenerti a certi livelli sono convinto, e non mi cambierà nessuno l'idea, che bisogna poi essere pronti come infrastrutture, come settore giovanile, con tutte le cose che tutte le altre squadre hanno e che il Napoli non ha. Anche il calcio femminile. Dice, ma il calcio femminile mica ti fa vincere lo scudetto? No, ma serve, a lungo serve, altrimenti le altre squadre non lo farebbero. Non lo farebbero. Quindi se lo fanno le altre è perché ha un senso. 320, arriviamo a 350, Polli? Si può fare secondo te? Io mi fido di te. Non dimenticare il mondiale quest'anno, lo scorso era la Coppa d'Africa. Anche se non esulta, dalle immagini si vede che ci sono problemi. Non lo so se ci sono problemi, il ragazzo mi sembra un pochino un po' scocciato. Non lo so, potrebbe anche avere dei problemi personali, non lo possiamo sapere. Può essere stanco, può essere tutta una serie di cose. Può essere che per lui queste partite sono nulla e dice, ma io già mettere a Yukaku Sassuolo, sto aspettando le partite importanti di Champions. Può essere che mentalmente la pensi così. Più che le prestazioni quasi scontate oramai di Kvara e Osi, io il di più di quest'anno lo vedo nelle chiusure di Elmas e nei rientri di Lozano e Simeone, sempre anche Simeone l'ha fatto, bravo Valentino, anche Simeone ha fatto un recupero in difesa dove ha fatto tutta la diagonale, l'ha buttata in fallo laterale, molto bene, si può fare. Poi e allora facciamolo, arriviamo a 400. Si sa dove sono conservati i trofei del Napoli e se c'è la reale intenzione di fare un museo o quantomeno di renderli visibili al pubblico. Caro Flavio, si parla del museo da tempi immemori e non si fa mai niente. Ogni tanto qualcuno lo dice, serve la sinergia con la città, serve la sinergia, c'è il nuovo sindaco, adesso si fa il museo, non si fa mai niente. Quando vedremo il nastro tagliato con le forbici giganti, allora lì ne potremo parlare, ma per ora sono solo chiacchiere. Ed è un'altra di quelle cose, perché io sono andato a Napoli in vacanza, sono tornato, sono passato, e Polli lo sa, sono passato allo stadio e abbiamo visto che ci sta la persona che è curiosa, il turista che vuole andare a vedere, perché lo stadio è comunque una cosa che attrae, e il comune ha aperto un angolino di una sezione, ti fa vedere, però non vi allontanate, no, fallo bene, fai come tutti gli stadi importanti del mondo, lo fai fare al Napoli, puoi fare un biglietto simbolico di €1 oppure niente proprio, e le fotografie a San Paolo, si può fare tutto. Oggi ho visto Elmas cambiare 3-4 ore, c'è la possibilità di vederlo in porta. Elmas ha detto che sarebbe anche capace di andarci se arriverà il momento. Sai, capita nel calcio che c'è un'espulsione del portiere, hai finito le sostituzioni e uno deve andare in porta, è capace che ci va proprio Elmas. Speriamo di non doverlo vedere mai. Sempre con le ciabatte, anche chissà, io avevo visto Christian che all'inizio teneva le scarpe, poi evidentemente se le slacciate e mi è sembrato finire scalzo.
Non so che dire. Molto più propositivo di Zielinski a fine stagione via ed Elmas titolare è una possibilità sicuramente, Antonio, anche perché Zielinski è 2024, quindi se ti arriva l'offerta quest'anno devi assolutamente cederlo. Si parlava di West Ham, ricordate, pare che Zielinski non abbia accettato. Siamo contenti di quanto fatto da Piotr finora. Per me è un giocatore che io amo tantissimo, stilisticamente uno dei più bei giocatori che si possa vedere in campo. Quando è in forma è uno spettacolo per gli occhi. È chiaro che per incisività, quando la partita poi si fa un po' più tosta, vedi, oggi ha subito un fallo, però per quanto me la posso prendere con l'arbitro, me la devo prendere anche un po' con ragazzo, un po' più tosto, un po' più convinto, cosa che ha fatto dopo, perché si è reso conto Zielinski che la partita era tosta e dopo l'ho visto andare in contrasto un pochino più convinto. Elmas in questo momento c'ha un passo in più. Il gol di Ose stasera somiglia un po' a quello annullato di Salerno, solo lui può pensare di tirare da certe angolazioni, incrocia formidabilmente. Sì, ma poi è stato improvviso e di una violenza che il portiere non ci può arrivare, anche se copre quel palo. È stata una cosa incredibile. Io ho già ansia per martedì, come è giusto che sia, Marco. Ora Kvaradona non è più uno sproloquio. Tutto bello, tra le altre l'ennesimo recupero difensivo di Lozano, vale l'arpeggio su Spotify. Ma Antonio, l'arpeggio è... Tu parli dell'arpeggio, cioè il... Hai ragione, la sigla, ecco, la sigla iniziale. Io dovrei riprendere anche i podcast, dovrei fare un sacco di cose difficili, sono veramente tante cose da fare, un periodo bello, mica mi lamento, un periodo pieno di cose. Stasera ce n'è un'altra di serata da fare. Ti prometto che ci penso. Contemporaneamente c'è anche un'altra cosa che dovrei fare, perché le mie canzoni tendono a invecchiare in fretta, voi lo sapete, fragili mentalmente, fortunatamente invecchiate, non si può usare più. Ma c'è anche un'altra che forse è meno conosciuta, perché poi non l'ho potuta mettere su Spotify, perché è una cover, ed è la cover Il mistero della pietra azzurra, che è diventato il mistero della squadra azzurra, che però è invecchiato tantissimo, perché tra i misteri della squadra azzurra si parlava anche di un Mario Rui che underperformava la tecnica di base, e invece Mario Rui è diventato il terzino più forte d'Europa, a numeri alla mano. Quindi a me fa piacere, perché non ho mai fatto l'inno al Napoli, il nuovo inno del Napoli. Tutti i musicisti che tifano del Napoli provano a fare l'inno del Napoli e falliscono tutti miseramente. Io invece ho preferito fare le parodie per riderci sopra e scherzare, per alleggerire anche quando il Napoli ci fa intossicare. E fondamentalmente ha portato bene così, perché adesso ci stiamo godendo. Non volevo fare la cosa, siamo i più forti del mondo, però sono testi che devo poi rivedere, perché potrebbero esserci delle cose. Mo vediamo. Un abbraccio da Fortaleza, Giuseppe. Portano bene, infatti sì, devo continuare a fare cose del genere, assolutamente. Secondo me anche se avrà problemi suoi. Lo vedo sempre super serio e non più sorridente come prima. Magari mi sbaglio, ma ho notato così. Ho notato anche io, Francesco. Non lo possiamo sapere. Non ci sono interviste a lui, poi non si saprebbe niente, però è una cosa che notiamo e annotiamo, si riflette anche un po' sul campo. La cosa buffa è che Osimhen ha fatto il gol più impossibile. Kvara ha fatto 2 assist pazzeschi. È vero, ha fatto quello più difficile. Visto che a ritmi europei ci troviamo discretamente bene, quanto avanti possiamo andare in Champions? Assodato che ci sono 3-4 squadre direttamente più forti. Però, hai ragione Valentino, e sui ritmi europei ti trovi bene, però poi ci sono i campioni che ti possono risolvere le partite. Ragazzi, guardate oggi, no? Oggi a un certo punto 10 minuti, 20 minuti di dominio assoluto del Napoli, il gol di Kvara, bellissimo, è bastato una sventagliata, Laurienté frega di Lorenzo e prende il palo. Lì la partita poteva cambiare. Se invece di Laurienté prende il palo e dico Mbappé per fare il nome più eclatante, Mbappé te la mette lì, 1-1 palla al centro, e devi poi confrontarti con dei campioni che hanno più esperienza, che
al di là su quale ritmo la metti, e quando metti palla a terra non è Pinamonti, non è De Vrel, stiamo parlando di gente importante, stiamo parlando di Holland, stiamo parlando di gente importante. Quindi quando poi ti confronti con quei giocatori là, uno schiaffo a testa puoi farti male. Ecco perché il Napoli deve fare la sua esperienza, deve fare il suo percorso, togliersi la soddisfazione magari di andare oltre i quarti e vedere di mettere un tassello storico, perché il Napoli non è mai andato oltre i quarti. La semifinale sarebbe una cosa fantastica, per non parlare di Patrizia. Non parliamo di Patrizia. Il sogno di tutti noi è il Napoli campione, ma il mio doppio sogno è la Luisa Ranieri che sfila alla festa dello scudo in stile Ferilli con la Roma. È la Luisa che poi è stata protagonista di una foto che gira, anche se non lo guardi il festival, alla fine ti arrivano le cose importanti. Ce la possiamo giocare con chiunque, l'approccio alla partita è quello dei vincenti. Poi ovviamente il calcio è il calcio, ma godiamoci questa stagione meravigliosa. Golfini perché Osi abbraccia sempre Gollini, Alessio, è perché Gollini evidentemente è entrato bene nello spogliatoio. Ti dico io il perché, sono sicuro di quello che ti dico. Gollini parla bene inglese, punto. Gollini è rapper, è trapper, quello che vuoi tu. La sua esperienza evidentemente al Tottenham lo ha fatto parla bene inglese. Evidentemente per uno come Osi, che ancora con l'italiano così e così, che è abituato, perché Osi è cresciuto in squadra nel Wolfsburg in Germania, poi dopo in Francia, Osi parla inglese a Napoli, perché è la cosa più logica per lui per fare. Se arriva un compagno che subito magari ti dice 2 o 3 parole, ti mette a tuo agio e ci puoi parlare bene, si diventa amici subito, si lega perché ti senti di poterti esprimere, senti di poter fare una battuta e nessuno si offende, magari scatta un'affinità, una chimica immediata tra 2 giovanotti, magari ti piace la stessa musica, e quindi questo è avvenuto. Poi Gollini ci sta mettendo del suo, perché se è vero che Osi va direttamente da Gollini sta cercando anche di legare con gli altri, si alza lui per andare a dare il 5 a Politano che era già seduto in panchina. Io apprezzo queste piccole cose, le apprezzo tanto, va bene, non lo so se avrà modo di giocare, ma le apprezzo. Sto tornando dallo stadio, emozione grande, Pasquale, emozione pura. Oggi giocavamo in casa con tutto azzurro che si cantava emozioni davvero forti. Che bello, Pasquale, e questa è una conferma, perché ho sentito anche telefonate in radio, si sentiva dalla Paramount Plus, insomma, tifo importante, anche le inquadrature, c'erano napoletani dappertutto, e non è una novità a Reggio Emilia, ma ci fa piacere, soprattutto dopo quello che avevano detto, non vogliamo vedere niente di azzurro, non ci puoi fermare. Maurizio Farias, che abbraccio sempre forte. Quindi nelle restanti partite il Napoli dovrebbe fare 31 punti su 45 a disposizione, anche se l'Inter le vince tutte, arriverebbe a 92 e non basterebbe. Giusto, è così. 2 pensieri. Ti abbraccio, Maurizio. 2 pensieri, uno per il presente e uno per il futuro. Stasera, senza la Lorient, il Sassuolo finiva in imbarcata. Per il futuro lo vedrei bene a Napoli sulla destra, sono l'unico a volerlo con noi, non sei assolutamente l'unico, Riccardo. È chiaro che avendo Kvara tu lo metti a destra, non c'è dubbio proprio, ed è un bel prospetto senza dubbio. E fa bene Napoli a guardarsi intorno, si parlava anche di Baldanzi, ci sono parecchi giocatori che sono poi interessanti, mi fido di Giuntoli al 100%. Quello che ci dice sempre Guido è: quando tu fai tanti acquisti, e io sposo questo tipo di ragionamento, non li puoi indovinare tutti, ma la tua salvezza è quando ne sbagli il meno possibile. Ecco, degli acquisti di quest'anno, che sono stati parecchi per forza di cose perché si è smantellato, probabilmente quello che mi convince di meno è Ndombélé. Ecco, io posso dirvi che Ndombélé, dopo aver visto tutti questi spezzoni di partita, non mi convince, non vorrei mai il riscatto, ed è stato un acquisto, prestito a 0, pochi milioni, sbagliato, cioè che non ha funzionato, mi sento di chiamarlo così, però non è una cosa che
che diventa fondamentale per la stagione, perché non è titolare, non è comprato per essere titolare. I titolari sono quei tre là, Zielinski, Lobotka e Anghissà. Un Anghissà senza scarpe comunque vale un Ndombele anche in forma. Poi c'è la crescita di Elmas, quindi sta lì che deve galleggiare, te lo devi tenere sempre pronto così, ma per me Ndombele è una cosa che non ha funzionato. Ci mettiamo a crocifiggere Giuntoli per questo? No, perché hai portato a casa Kvara, hai portato a casa Simeone, Raspadori, hai indovinato anche Olivera, che per me non è un giocatore, è il terzino normale, e alle volte ti serve anche il terzino normale. Quindi, e poi tornando indietro ce ne sono altri di nomi importanti, quindi va bene così, va bene così. Comunque è troppo bello, sembra un sogno per quelli come me che non abbiamo vissuto epoca Maradona. Onestamente è tutto surreale. Non svegliateci, forza ragazzi. Relentless Storm in prestito, sì. Lozano più continuo, non cade più ad ogni contrasto. Citrino, esatto, mi sta piacendo molto. Olivera forte, Kim, ho detto tutto. Oggi Meret belle uscite, oggi Luciano ha sgridato Lobotka. Sì, si sono sentite varie, poi dipende perché io credo che i microfoni siano poi gli stessi, cioè l'audio dello stadio arriva uguale in tutte le varie trasmissioni, alla Paramount Plus arriva lo stesso audio, però dipende da chi ci parla sopra, perché se il telecronista italiano di DAZN o di Sky parla sopra mentre Spalletti sta dicendo una cosa, non si sente, e quindi io probabilmente ho sentito delle cose diverse rispetto a voi, e ho sentito tanti momenti dove spiegava proprio tatticamente cosa fare i giocatori, ma mi devo mettere le cose perché c'è una cosa al volo, al volissimo. Spero che vada bene. Buonasera amiche belline, buonasera amici bellini, buonasera Valerio. Guido, grazie. Azzurro qui sì. È anche molto, molto leggero. Non so quanto leggerà questo collegamento. E quindi nel caso poi vi mando la foto. Nel caso dovesse cadere, chiedo scusa, è un miracolo. Sono sempre 0 i punti del Napoli secondo la classifica di Guido, e quindi è una notizia che se prima era bellissima, poi spettacolare, diventa sempre più bella. Sì, questo è un brevetto che è stato comprato a New York City in Times Square. Ti hanno chiamato Keanu Reeves. Sì, me lo comprò la Sicilia. Io ne avevo chiesto un altro, mi ha comprato questo, ma alla fine mi sono affezionato. Insomma, a me è piaciuto molto l'approccio della squadra, concentrata, aggressiva, recupero immediato della palla, molta qualità. I primi 7 minuti mi sembra che il Sassuolo è riuscito a uscire dalla metà campo, ma ha giocato tutto il primo tempo sulle scorie del Napoli. Sì, ha concesso, ci sono state un paio di azioni pericolose, anche un palo per dovere di cronaca, però sempre sulle scorie degli errori o delle sbavature. Il Napoli ha fatto 2 gol, qualcuno potrebbe dire, già me lo immagino, su azioni personali, no? Da solisti, il che quando facevano le altre squadre era un vanto. Però è anche vero che è una squadra che letteralmente martella l'avversario per tutti i 90 minuti. Secondo tempo il Napoli ha iniziato molto bene. Le 2 sbavature, per quanto mi riguarda, sono che non ha fatto il terzo gol, sciupando molto. E ti spiego, non mi sono piaciuti perché mi sono scritto con l'ottimo Fabio e non ti ho disturbato perché so che tu monti già subito la reaction, quindi per educazione non ho voluto disturbare, anche se lui è bravissimo, ha un metodo di organizzazione del lavoro che farebbe invidia a chiunque, perché io sono molto preoccupato per la reazione antisportiva che stiamo avendo in molte partite. Oggi Napoli ha subito alla fine della partita dei falli stupidi, sciocchi, anche non fischiati, su Osimhen di ammonizione, perché non solo l'hai spinto e lì non ci può stare, ma gli hai voluto dare la ginocchiata in mezzo che è un fallo brutto. Quelli sono tanti piccoli falli che tu accumuli e si sentono. Lobotka ha preso un fallo di ammonizione, c'era un secondo giallo netto, però l'hai graziato. Zielinski ha preso fallo sulla caviglia del polpaccio, poi si è preso un'ammonizione scema. Sono l'ennesima ammonizione invertita, cioè il fallo è nettamente di ammonizione di Zielinski, sia chiaro, però come è giusto che sia, va fischiato prima il fallo su di lui
non ti prendi una munizione. Però quello che mi preoccupa è casomai un fallo stupido che tu fai male a un nostro giocatore, sta fuori per qualche settimana, perché mi dispiacerebbe. Allora non tanto solo i cambi, se è chiaro ormai qual è la formazione titolare, quali sono i giocatori di cui si fida di più Spalletti, però io non mi fido degli avversari, scusate. È legittimo. Oggi la partita è stata una partita molto bella, spettacolare, è stata apprezzata, poi non solo in Italia, assolutamente corretta da parte del Napoli. Il gol è assolutamente da annullare. Dovete soffermarvi sul replay da dietro la porta, che fa capire come quella spinta, quella caduta ha fatto sì che lui non riesce a colpire la palla, perché se no l'avrebbe colpita e buttata in angolo. Invece Esatto, proprio per ha quello senso il ragionamento che facevo, che non deve essere fallo di De Frel, la sola presenza che poi lo fa. Sì, però l'ha urtato, l'ha toccato, lui ovviamente inciampa e non riesce ad arrivare sul pallone, non arrivando quello incrocia di testa e fa gol. Però Esatto. l'ennesima azione che è stato il VAR a segnalare, il Napoli continua a avere la classifica dove sono più le azioni corrette rispetto a... Quindi diciamo, siccome si dice adesso che siamo aiutati dalle arbitra su di tanto, non mi sembra. Per me era una partita importantissima, ve l'ho detto, io volevo 10 punti nelle prime 4, ammortizzando anche un -2 rispetto alla classifica guida, ne ha fatti 12 su 12, meglio ancora. E adesso che si decide il campionato, Spalletti lo sa e non vuole mollare adesso, anche perché poi diventerà un fatto vedere se è matematico. Già la domenica prossima, partita difficilissima, perché noi abbiamo vinto, come ricordava Fabio, una sola volta a Empoli. Come si chiama? La tradizione del calcio conta, scusate il raffreddore. Però c'è una Milan-Atalanta e quindi la loro quota scudetto, che già 89, scenderà ancora, una delle due. Chiedo scusa per il raffreddore. Grazie per esserci. Diego Pugliese, per esempio, dice: Napoli come Mansell nel 92, tanta sfortuna per tutta la carriera in Formula 1. Poi il Leone, che era un personaggio simpaticissimo. Però sono paralleli che non vanno, perché lì è uno sport, sì, c'è la squadra, i meccanici, eccetera, però tu sei solo con la velocità, con la macchina. Il calcio è uno sport in campo, non sei solo, non è il tennis, però ci può stare. E in più, diciamo, i suoi secondi posti erano... Uno fu anche sfortuna, finì la benzina a mezzo giro dalla fine e spinse la macchina e svenne con 42 gradi all'ombra, diciamo. Io piccolino però le vedevo così. Guido, ci sono i tifosi georgiani che ci guardano. Non ci sono ombre su quei secondi posti di Mansell, sui secondi posti di Napoli. Vabbè, adesso non le possiamo manco più chiamare ombre, ci sono più che un sospetto. Infatti ci salutano dalla Georgia. Oggi Kvara veramente in vena e in forma Champions, si può dire. Ma io ero molto sereno quando qualcuno mi fece quella domanda. Ho detto, adesso spero che un'altra mia, diciamo, non previsione, un'analisi molto serena, onesta, che può essere sicuramente sbagliata, che anche ha calcolato tutto per... Ho detto, vabbè, adesso il gioco si fa serio, serve la fisicità, serve la qualità, e adesso mi rimetto le scarpe. Kvara, oggi Anghissà mi ha fatto al contrario, perché l'ho visto iniziare bene e mi ha dato la sensazione, faccio finta che questa già è la partita con l'Eintracht, e entrò forte, si metteva davanti. Sono perfettamente d'accordo con te. Quando uno non lo vede più in maniera ideologica e preconcetta, da tifoso esaltato, perché lo ripeto, essere tifoso significa gioire, piangere, soffrire per questa squadra, ma non prendere l'intervento e soprattutto non accettare le legalità. Il buon Fabio mi manda i messaggi, come ha detto Stampo, di un folle, perché quello è un folle, ma non nominato, cioè, perché è solo follia. Capisco a parteggiare per una squadra, ma lì andiamo proprio nell'idiozia più totale. Chiudiamola qui. No, non sono d'accordo con te, poi è andato un po' scemando. Adesso vediamo queste partite, Lazio, Milan, Lazio-Atalanta, poi c'è Torino-Milan, quindi adesso il gioco si fa duro. E i 3 punti pesano oggi i 3 punti pesano tantissimo, anche se il Sassuolo non è la Juve, eccetera. Cioè, le altre squadre possono solo mantenere in invariato il loro distacco.
sono partite sulla carta facili, però diciamo nella loro migliore delle ipotesi, come capitava a noi, no? Che tu devi insegnare, nella loro migliore delle ipotesi andranno a meno 18, meno 15, vai a fare un pareggio perché è una partita sfortunata, il meno 18 diventa meno 20, cioè il meno 20 diventa 20. Meraviglioso. Leonardo ti chiede: convieni con me che il Napoli sta eliminando in questa stagione la sofferenza, quella sportiva, quella sana ed emotiva, non c'è quasi più sofferenza per il momento. Beh, questo ci deve far pensare, nel senso che c'è una maturazione di tutto l'ambiente, è stato sempre descritto anche da, diciamo, i miei colleghi napoletani in maniera molto, a volte sempre molto conquistica. Noi ce la prendiamo con la famosa stampa del nord, però ci sono tante sbavature anche interne. E quello che è sembrato, mi ha scritto un commento, ho voluto rispondere sul tuo canale, no? Ho detto, mi trovo d'accordo su tutto con il signor Gentile tranne con Di Lorenzo, ma io lo dico, io sarò contentissimo se sarà Di Lorenzo a alzare il trofeo dello scudetto. Cioè, sapere che il mio capitano è un ragazzo con la faccia pulita, anche oggi ci sono state delle cose che non è andato, non è andato mai vicino all'altro, non ha mai protestato, mi inorgoglisce, cioè, va benissimo che sia non uno che va a dare testate, quindi è un segno che c'è, Napoli ha un'anima sfaccettata come ambiente, come città, come identità, no? Oggi, Valerio, dovremmo riflettere su un caso molto importante, e qualcuno l'ha trovato pesante il mio intervento dell'altra volta, però le cose si cambiano non girando la testa dall'altra parte, ragazzi. Se altre società in altri ambienti, se Valerio è costretto, è una città bellissima, almeno una volta nella vita bisogna fare esperienze in New York, però aver lasciato l'Italia molto giovane, perché Valerio è ancora molto giovane, no? Significa che l'Italia non gli ha offerto la possibilità per emanciparsi come uomo e quindi poi come artista, prima come uomo. Cioè, oggi tu hai impedito, nonostante la grande difesa dell'articolo 21 della Costituzione, cioè delle persone, donne, bambini, abbiamo visto delle bambine molto piccole, padri, fratelli, cugini, nonni, di vedere una partita che è storica, no? Perché ogni partita adesso sarà una partita storica, se sarà quella del terzo tricolore. E casomai non tutti hanno la possibilità, anche economica o di lavoro, di impegni, di poterle vedere tutte in trasferta. E quindi casomai questa tu avevi la settimana per poter andare a vedere, è impedito di poter vedere una partita delle persone che non hanno commesso nessun reato, se non quella di la colpa atavica di essere residenti o tifosi, ma solo tifosi, residenti del Napoli. E oggi si è giocato in casa. Quando sono cominciate a uscire fuori le sciarpe e le bandiere, io mi aspetto, ci potrebbe essere una multa per i tifosi napoletani, non capirò, dovremo capire su quale poi base logica sportiva, no? Perché anche lì non è uno striscione violento, cioè tu hai esibito solo, chiamiamolo, il vessillo della tua appartenenza, però lo stadio è tifato dal primo all'ultimo minuto, cioè oggi è uno dei rarissimi casi, perché forse l'80%, non voglio lanciare statistiche a cacchio, sto parlando solo io, scusate, ma così. Oggi non abbiamo sentito Lava di col fuoco, ma non abbiamo sentito tanto perché si è giocato a San Paolo, con la curva B chiusa senza motivo. Il Mapei San Paolo. Ma è stato emozionante. Ed è tornato vita mia, che quello bisogna cantare per le vittorie, ma è stato emozionante, è stata una festa, e io vedevo quella curva vuota e pensavo a tutte le persone che volevano desiderare essere lì, e non hanno commesso nessuna colpa, e questa è una sconfitta non solo per il calcio ma anche per lo stesso Sassuolo, perché ha visto un incasso depotenziato. Dice, io intanto facevo il tutto esaurito e me ne frega niente e tu pensa, sono un Napoli non così forte, con uno stadio che è in pieno alla metà. Oggi in Sassuolo aveva uno stadio semivuoto, perché non è che fa il tutto esaurito, non ha una identità, si gioca a Reggio Emilia, ricordiamo, no? E quindi tu oggi avresti avuto uno stadio tutto esaurito e come si dice, il responsabile del botteghino, come il paron dei Paperoni, contava i dollaroni, perché comunque per loro risultava nella stagione uno degli incassi, non so poi se sarebbe stato il maggiore, eccetera. Però per il Sassuolo erano soldi importanti. È una sorella che arriva al tuo stadio. Però è una sorella. Esattamente. Angela ti chiede: a questo punto, secondo te con il Francoforte gioca Olivera o Mario Rui? Penso dalla formazione Mario Rui. Ha preso praticamente in mano il ruolo.
Però sai, ho visto Olivera proprio provare, poi si vedeva Spalletti proprio dirgli le cose e abbiamo rivisto Kvara venire dietro, Olivera che si deve buttare avanti, cose che abbiamo visto fare anche con Mario Rui e Insigne, anche da Gattuso prima, non niente di nuovissimo, però si sta facendo in maniera quasi scientifica. Sì, sì, vedrete che poi questa alternanza a loro due gli dà più brillantezza e gamba, non sono stanchi. Voglio rivedere un po' brillante Zelischi. Lo vedo un po' appannato. Nulla di grave, nel senso che si deve riaccendere. Lo voglio rivedere. Lui non si sta ancora accendendo con i colpi. Perché noi ci soffermiamo molto su Anghissà, perché abbiamo visto quando lui è stradominante, è imbarazzante, no? E quindi vorremmo tutti ritrovarlo quello. Però non trascuriamo l'opacità di Zelischi. Oggi Elmas ha fatto veramente molto bene. Per qualità, quantità, recuperi, posizione, come è migliorato proprio nella posizione nel campo, lui che è costretto a cambiarle durante la partita, destra, sinistra, un po' più dietro, un po' più avanti. Ma Guido, come hai visto Politano? Un po' meglio, secondo me. Non è molto meglio. Cioè, non è Diego Armando Maradona, però io non l'ho visto né svogliato né litigato. Poi lui ha determinati colpi, quel movimento a rientrare. Poi comunque il Sassuolo ha difeso molto basso, con un uomo tra le linee, non ha difeso manco con 4-4-2 perché c'era solo un giocatore avanzato, molto aggressivo. Non è facile. Sul 2-0 il Sassuolo non ha attaccato, ha continuato a difendere basso. Poi uno deve anche trovarli gli spazi. Una prestazione di assoluta sufficienza e solidità. Non ti fa. Certo, oggi tu hai visto un giocatore che ha ricamato calcio ed è stato imbarazzante per superiorità, e quindi è chiaro che tutti gli altri pagano dazio, perché il Cavaschelli faceva quello che cavolo voleva. Lo rallento, sembra che mi sto fermando, no, me ne vado e ti salto, poi mi rifermo, chiedo l'1-2, poi me ne vado, era imbarazzante. Peccato per il terzo gol, perché poi era angolo, è stata deviata con la schiena, un tiro di testa, ed era il 10° assist, e Osimhen aveva ragione a protestare per angolo. Ha fatto anche 2 assist molto belli, uno di esterno. Chiaro, quando tu hai una prestazione così scintillante, una prestazione che se fosse Politano oggi, consideriamo che la Juve sta facendo il campionato più importante del mondo, no? Perché l'Europa League quest'anno, l'esaltazione di una partita mediocre, ok, la 13ª in classifica in Ligue 1, no? A me piace molto, soprattutto perché è un ragazzo che non protesta. Si è preso 2 calcioni oggi, come altri sarebbero andati sull'arbitro a incacchiarsi. Ha preso 2 calcioni bruttarelli sulle caviglie. Uno se ne è uscito direttamente sul fallo laterale nel primo tempo. Ti chiedono, io non ne so niente di questa cosa qua. Francesco, mi fido di lui, vuol dire che ha letto da qualche parte. Cosa ne pensi dell'offerta da parte di Altani per acquisire il Manchester United? Un affronto allo sceicco degli Emirati Arabi Uniti? Ma ogni tanto esce in Italia, poi vediamo, perché invece si parla di americani che vogliono. Ci interessa, diciamo, molto poco. Con questo Altani mi sembra che viene tirato fuori un giorno sì, un giorno no. Premesso che in Premier League, cioè in particolare, determinati buffoni non dicono che teoricamente dovrebbero fare informazioni, non è quotato in borsa, e questo cambia molto anche per l'acquisizione dei bilanci, no? Non voglio fare qua polemica o battutine. Ragazzi, quando tu acquisisci una società non è che dici sì, me la dai, facciamo il contratto 10 milioni, c'è uno studio dei tuoi analisti finanziari dei loro conti, è chiaramente diverso rispetto a una società quotata in borsa, perché comunque ha anche un'altra responsabilità nei confronti, no, del famoso confronti del mercato. La domanda che uno dovrebbe farsi, io l'altra volta ho insistito su questo punto, poi una società quotata in borsa, qual è la tua priorità? Sono gli azionisti o i tifosi? Che non necessariamente devono coincidere. Perché qualcuno può dire no, la mia priorità è gli azionisti, cioè comunque una società che deve essere lecita, produrre utili, dividendi, eccetera. Altri dicono no, me ne frega niente, io posso andare anche in passivo, voglio i campioni, voglio vincere lo scudetto, che è quello che poi è stato fatto in una nota società italiana. Ho detto, non sono società quotate in borsa, però sono società molto grosse,
con proprietà a volte articolate, no? Perché anche il Paris Saint-Germain ha incominciato a cedere una quota di proprietà, quindi non avvengono questi giocherelli come vengono descritti, ci sono offerte, ci sono studi, sono offerte, diciamo, lanciate pubbliche, non tenute, e poi invece qua sembra sempre quella cosa cioè, manco provinciale, sembra la cosa dei bambini, poi cioè, ragazzi, l'acquisizione di una società grossa come quella, tra l'altro che anche strategicamente grossa come una squadra di calcio di Premier, perché politicamente c'è un aspetto molto importante che non viene sottolineato in questo periodo. La Premier League non è facendo parte di una nazione che fa parte della Comunità Economica Europea, dell'Unione Europea, scusate, quando ero vecchio si chiamava così. Ricade sotto un'altra un altro ordinamento, è tutto molto diverso, no? Visto che si sta paragonando il caso della Juve e Manchester, attenzione, loro non sono più Unione Europea, anche per la futura questa fantomatica Super League. Cioè, non è un particolare da poco, cioè io non posso andare a Londra adesso con la cartina d'Italia, devo andare col passaporto, cioè una sciocchezza. Ma da questa sciocchezza poi pensate lavorativamente, pensate scolasticamente, pensate, loro non sono più Unione Europea, e quindi anche il calcio di una nazione che non è Unione Europea non è Unione Europea. Quindi certo, da un punto di vista dell'attrazione, diciamo, il Manchester United per anni è stata la società più ricca al mondo, più del Real Madrid. Non la più vincente, ma anche quella che, contrariamente alla narrativa in Italia, no, di tifosi da Juve presenti in tutto il mondo, invece era quella che aveva più tifosi, pur non essendo quella più vincente rispetto al Real Madrid. Il fascino che ha avuto. Io ricordo che avevo una maglietta del Manchester United e non una maglia del Real Madrid, per dire due squadre che non mi interessano proprio, ma come fascino mi prese di più il Manchester United per un motivo o per un altro. Si vede che non è lì solo. No, sempre queste sono poi statistiche, cioè, però che poteva essere 1 milione in più, 1 milione in meno, comunque aveva un bacino di utenza, e questo infatti quando usciva ogni anno la classifica dei club che fatturavano di più saltava agli occhi che loro erano quelli il numero uno per l'ennesimo anno e faceva storcere il naso, dice, come è possibile? Non è che, perché il fascino europeo è quello del Real Madrid, no? Però sono anche società, vedete quello che sta succedendo in Spagna, no? Quando io dicevo il calcio è esercizio del potere, ma lo è in tante nazioni. Consideriamo, per chiudere una parentesi, lo ripeto ancora una volta, se la società, la lega professionista più esasperata al mondo, che è l'NFL, non vede trionfare squadre, forse solo una volta nella sua storia una squadra ha vinto per 3 anni, però non si riesce a vincere 2 anni di seguito, e non parliamo di una lega di pezzenti, parliamo di una lega di stramiliardari, sono società ricchissime, non un campionato. Cioè, avete visto quanti sono stati pagati gli spot cinematografici? 5-9 milioni di dollari uno spot durante il Super Bowl. Ma non è che sono idioti questi, le case di produzione cinematografica, noi siamo a fare i pezzenti con le cose nostre, no? E perché? Quindi se una lega ricchissima, esasperata per il professionismo, non riesce a vedere, non perché sono colpevoli, un trionfo 2, 3, 4, mai è successo 4 anni. Nell'NBA negli anni 50-60 a Boston fece quella striscia, però nell'NBA solo i Lakers di Kobe e i Chicago di Michael Jordan, che ha fatto 60 anni, auguri campione, hanno fatto il tripit. Poi non si riesce ad andare oltre 2, quindi significa che il fattore arbitrale nel calcio, ragazzi, influisce, e se tu controlli il fattore arbitrale influisce tantissimo, indirizza il 50% delle partite. Guarda come ci azzecca il discorso che stai facendo con la domanda di Angela, che credo si riferisca a quella notizia che io ho semplicemente sfiorato perché devo approfondire. Cosa è successo al Barcellona? Poi non voglio togliere spazio al Napoli, però è interessante, è organico nel discorso che sta facendo Guido, perché si è saputo. Voglio spiegarlo meglio, cioè io sapete, ho i pantaloni, come l'altro giorno il pigiama.
non è un discorso dei tifosi del Napoli, della Juve, contro il Milan, no, assolutamente. Cioè, prendiamo determinati campionati e prendiamo non un campionato normale, mediocre, medio o buono, ci prendiamo delle eccellenze. Quindi sopra le eccellenze non c'è nulla. Se nelle eccellenze di svariati sport, che sia l'hockey, che sia basket, che sia football americano, come si chiama, non avviene questo, ho detto ci sarà una ragione, eppure dicono non è che non ci sono arbitri, tant'è vero che quando tolsero un attimo il supporto tecnologico, furono i presidenti delle squadre dell'NFL a chiederlo, cosa rivoluzionaria, mentre qui si fanno tutti i giri di parole. No, perché? Perché loro volevano tutelare l'interesse della trasparenza, spettacolarità e legalità. Poi gli imbrogli succedono, abbiamo visto ultimamente degli imbrogli incredibili tra medici, magistrati che davano anche, insomma, non li voglio citare, cose aberranti, no? Quindi l'uomo è imperfetto, quindi non esiste un settore dell'umanità che sia prete o che sia architetto, dove sono tutti per forza onesti, no. Però com'è possibile che nel calcio? È perché nel calcio il fattore arbitrale influisce tantissimo per la meccanica del gioco. Ecco perché non solo in Italia, allora tu hai dominazioni, perché diceva, ma quelli sono più ricchi. E no, perché lì entra l'unica cosa vera che disse Moggi. Se il calcio divenne industriale e da quel momento la società che aveva alle spalle il gruppo industriale più forte politicamente, economicamente, commercialmente, mediaticamente vinceva, ed era il Milan, perché aveva Berlusconi ai massimi della sua forma. Poi la crisi della Fiat era tremenda, in cui la gente si è dimenticata, muoiono i due fratelli, chiamano Montezemolo a salvare. Moggi disse una volta: io dovevo difenderli. Fu l'unico momento di sincerità. In quel momento viene a mancare la forza politica, mediatica, economica. Berlusconi prende una multa tremenda di milioni e milioni di euro e Marina dice basta papà giocare con il calcio, per multa pagata dei Benedetti, problemi politici. Il potere industriale più forte in quel momento in Italia, anche politicamente, Letizia, cioè, era l'Inter, accordo con la Pirelli, l'Inter non vinceva. E questo è successo, vediamo, in Francia, dove lo stesso è successo anche di presidenti potenti industrialmente, eccetera, politicamente, che poi sono stati arrestati, corrotti, vedi il caso dell'Olympique Marseille, cioè così. Però il fattore arbitrale è fondamentale, non a caso noi ci abbiamo messo 50.000 anni per avere un mezzo supporto tecnologico, perché è sempre un po' di ibrido. Io oggi, che mi dispiace moltissimo che il gol sia stato annullato, perché lo meritava il ragazzo Simeone, ha fatto un gol Ariete incredibile, no? Però io non protesto, è giusto, io l'ho visto in partenza, poi è stato controllato, siamo sereni, non c'è da se uno ha la vera passione, mi dispiace veramente per il ragazzo, lo meritava, entra sempre con il sorriso, con volontà, con qualità, non solo con volontà, con qualità quel ragazzo. Ha fatto un bellissimo gol, Lozano ha fatto uno scatto bruciato, cross bellissimo, però è fuori gioco, basta. Vedi, sarebbe così semplice, no? E invece chiaro ed evidente, così, il Mani lì. È così. Sul Barcellona, per rispondere a Valerio, per citare la sempre presente, educatissima e puntuale Angela, cioè non fateci fare come troppi idioti che popolano non tanto il web, purtroppo le trasmissioni, no? Abbiamo letto tutte le carte, sappiamo tutti i fatti, no. Quindi non è ignavia, cioè è serietà, cioè. Detto, quindi esatto. Quando avremo un quadro, però sicuramente loro la stanno prendendo molto più seriamente, nel senso sono tutti incavati, non è gli altri sono perché così fanno tutti, questo anche, ma questo è un po' troppo italico, no? Perché è stato fomentato da determinati personaggi, cioè così fanno tutti. Allora se uno ruba 10 macchine e dice ma così fanno tutti rubano la macchina, no, il problema è che quello intanto ha rubato 10 macchine, poi ci sono altre 10 persone che ne hanno rubate una, però intanto ci sono comunque 20 famiglie che stanno senza macchina e cioè, rendetevi conto, però lo fanno tutti, no, non so, devo rubare, cioè, Allora, Filippo torna indietro nel tempo e dice: nel post Empoli-Napoli della passata stagione Guido fece una previsione di 55-62 punti per il Napoli di quest'anno. Quale però ho detto sì, attenzione, però io quest'anno alla 10, 12, 16, ma posso sbagliare, ho detto la colla Castelletto è 91, sopra il 91 non andrà nessuno. Perché io stavo riflettendo, Guido di solito poi la precisione seria, anzi lui rifiuta di dire i numeri. Se siete attenti nelle live potete andare a vedere le live di tutti gli inizi campionato, lui dice aspettiamo la 12ª
alla 12ª vi dico quella che poi potrebbe essere l'andazzo. Però ho detto, io dissi, se dobbiamo fare delle prestazioni così scadenti, perché è successo qualcosa, però poi abbiamo anche indagato con Valerio, abbiamo scoperto cosa è successo quella partita, quindi lì non mi cogliete, io posso benissimo sbagliare, chiedo scusa e me ne vado. Lì è successa una cosa molto grave, De Laurentiis è andato a casa di Ciro Mertens a chiedere una tregua ai ragazzi, cioè, chiaramente che con determinate situazioni interne, prestazioni, con quelle medie facevi quello là, però è iniziato un nuovo campionato con nuovi giocatori, cioè, e poi a un certo punto ho detto, dall'andamento del campionato, mentre gli altri 12 finali, ancora lungo, 7 sorelle, io dessi, ragazzi, 91 è. Poi ho detto, può anche essere che il Napoli potrebbe farne di più e che ne possono servire di meno, ma nessuna squadra potrà fare più di 91. In questo momento l'Inter ne può fare 92. Io non gufo con nessuno, quindi se l'Inter dovesse vincere tutte le partite, ho sbagliato di un punto, pensate, se dovesse fare un pareggio solo l'Inter, tutte le partite che mancano, può arrivare al massimo 90. Se permettete, io la sfida la faccio con la classifica, non con i colleghi e non con ma non perché non so più bravo di loro, perché loro guadagnano molto di più di me. Perché la classifica è il campionato che sa tutto come un'istanza d'Atlante, quindi la sfida veramente affascinante con me è con chi ha già vinto. Io posso azzeccare 80, 60, 70% di quello che poi sarà la storia del campionato, no? Quindi io parto già battuto. La grande sfida mia difficile è confrontarmi con chi ha già vinto, non con un mio pari. L'addetto stampa, non so se penso che sia un meme, la prima pagina della Gazzetta, battaglia emozionante per il secondo posto, in 5 squadre si stanno giocando la classificazione in Champions. Non mi fate esprimere, però se no uno sempre, proprio non sono nella vita il classico personaggio invidioso, non ho mai avuto l'invidia da piccolo, pur avendo una formazione estremamente sensibile. Poi il mio professore di storia e filosofia è un grande comunistone incredibile, il mio professore di italiano pure, il professore di latino e greco, cioè, però almeno non ho avuto l'invidia sociale della sinistra, cioè, poi tanti difetti ce l'ho, quindi voglio tacere, perché stiamo avendo dei titoli imbarazzanti e non solo titoli, però il punto è che la domanda è sempre quella, no? Come la curva vuota. Se ci fosse un'altra narrazione più precisa, anche meno rancorosa, meno a cercare un certo tipo di scontro, eccetera, forse così stiamo vedendo che si vendono sempre meno giornali, con la scusa che bisogna tutelare la Juve, l'Inter, però non abbiamo la prova alle 9. Se avessimo fatto in maniera diversa, sempre così pochi si sarebbero venduti, non lo sappiamo perché non l'abbiamo fatto. Ed è un po' tardi per provare adesso, perché proprio la crisi, tra l'altro, dell'editoria è seria, quindi adesso c'è anche questa paura che nessuno vuole fare. Dovete sapere, con l'editore, il sito dove io scrivo, faccio una confessione, io ho lanciato un'idea abbastanza rivoluzionaria di una piccola trasmissione a costo bassissimi contenuti online, dove uno degli ospiti, c'erano pochissimi ospiti, ma a me non piacciono centinaia di ospiti che poi urlano, e ogni volta uno degli ospiti doveva essere un personaggio che non appartiene al mondo del calcio, dello sport, però un personaggio che abbia un grado di cultura, cioè per esempio una delle persone che avrei voluto invitare, faccio questo annuncio, endorse Eroe di Vita, e avrei visto benissimo, perché Eroe di Vita, il professore primario Eroe di Vita, ha avuto un atteggiamento estremamente lucido, sereno, scientifico, quello svero, cioè quello che mette in dubbio costantemente la scienza, perché la scienza non è dogma, ironico, ma soprattutto estremamente conciliante nel periodo più drammatico che abbiamo vissuto, questo del Covid. Poi Eroe di Vita chiaramente è tifoso del Napoli, quindi una delle condizioni io chiamavo, che poteva essere uno scrittore, un medico, inutile che faccio l'elenco alla Salvini, mi fermo a 2, e poi lì si poteva dire il tuo ricordo del tuo primo Napoli, eccetera. Però è un'idea che non è piaciuta perché non lo fa nessuno. Quindi piuttosto intervistiamo tutti, e non voglio citare perché sennò potrebbero offendersi ex calciatori, ma quell'ex calciatore ha detto la vediamo lunedì in quella trasmissione, martedì in quella, mercoledì, tutta la settimana. Perché non si accoraggia adesso? Ha detto, a me è andata male, infatti quando Valerio ha fatto quella puntata è stata la prima, spero che ci possano essere un ingranaggio che poi prenda piede, no? Che è intervistato l'ottima Claudia, è anche quest'idea di dare una posizione marginale alle donne, no? Perché ci sono donne molto competenti nel calcio, donne non competenti, ma come ci sono uomini, come disse Anna Trieste,
una battuta fulminante, non capiscono nulla, no? Non è una quota rosa, cioè in realtà andrebbe rivista già dire la figura della donna mi sento a disagio perché sembra che mi sto comunque mettendo in una posizione di superiorità, cioè andrebbe proprio rivista la composizione di una trasmissione, però sono idee perdenti perché non le vuole, è una confidenza proprio questa molto intima adesso che sto facendo a tutti voi. Mi dispiace, ecco, se tu invitassi una volta, è molto impegnato, tra l'altro va a fare conferenze all'estero, cioè, però una persona simpaticissima, mia madre purtroppo, diciamo, non per salute, cioè l'ho conosciuto, è un top, e poi vabbè, lui tifoso del Napoli, ma questo tranne in Italia, Valerio, non pare essere una colpa all'estero. Esatto. Guido, poi lo riprenderemo anche il discorso di Sandulli. Io ti voglio ringraziare per la tua presenza, leggendo di quest'ultimo messaggio, poi anche io il che fare, quindi la disponibilità di Guido è sempre impeccabile, sono io che me ne devo andare. Osimhen è un buco nero, calamita ogni pallone, gol avversari, risucchia tutto ciò che gli orbita intorno. Kvaratskhelia è un buco bianco, emette luce, energia, l'essenza del calcio riconcilia. Beh, ma questa cosa è molto bella, se permetti, e vorrei lasciare le parole a questa persona, perché il calcio lo stiamo proprio perdendo in Italia. Questo dovrebbe dare, cioè, trasmettere emozioni agli spettatori. A volte sono emozioni gioiose come oggi, no? E noi abbiamo vissuto tante emozioni anche tristi, no? Pianto, ma mi ricordo il pianto del Ronaldo, il vero, il fenomeno, quel famoso 5 maggio all'Olimpico. Però comunque, chiaro, a me dispiace per lui, come io sapete, a me dispiace quando qualunque calciatore si fa male di qualunque squadra, proprio sportivamente è brutto quando uno sportivo si fa male. E invece noi l'insulto all'avversario, questa concezione che se tu non vinci, quindi il resto delle 19 squadre sei un perdente, sei un fallito. Madonna, questa cattiveria non solo del racconto, cioè del vivere il tifo. Allora è chiaro che in questo momento le giocate, perché poi il problema è che noi abbiamo un sacco di imbrogli e che dobbiamo parlare al 90% e poi scuse, non è che se uno dicesse sì, ci sono stati degli errori, basta, se la vedessero gli avvocati, anche perché noi siamo giornalisti sportivi, punto. E invece glielo spiego io come fa quello lì, 30 punti a Napoli, il Napoli l'ha pagato. Collega, il Napoli quest'anno se vendesse, per parlare di dati veri, Valerio, ti saluto al tuo lavoro, sai quanto deve vendere Osimhen? Parlando di dati veri, Osimhen è stato messo a bilancio 70 milioni perché tanto fu valutato, poi alla fine ha dato 52 cash di altri giocatori. Quindi con l'ammortamento del Napoli, che sapete è accelerato nei primi 3 anni, in questo momento Osimhen sta a 4 milioni 480 mila euro a bilancio del Napoli. Quindi se il Napoli lo vendesse a 5 milioni farebbe una plusvalenza, ma non farlo. La plusvalenza, questa è l'informazione che non trovate da trovare. Per fare plusvalenza il Napoli con Osimhen, allora, perché il Napoli ha un ammortamento a 50, il primo anno è tremendo, oltre il 40%, poi il 30%, cioè l'ultimo anno è l'8%, il quinto. Quindi i primi 3 anni è pesante l'ammortamento e il sacrificio che fa il Napoli a bilancio. In questo momento, cioè non in questo momento, a giugno 2023, nel bilancio, perché poi uno deve studiare, non mi riferisco a Valerio, è ovvio, vi dico io, come fa quello con tutte le... Allora, il bilancio del Napoli nel giugno 2023, Osimhen sarà 4 milioni 480 mila euro. Quindi qualunque cifra superiore a 4 milioni non è farlocca. Perché? Perché l'ha pagato sì, l'ha pagato tu e lo sta ammortizzando legalmente secondo quote decrescenti, accelerate, non è 25, 25, 25, 25 quanto era Cristiano Ronaldo, no? Ma è 42, 30, cioè. Quindi legalmente se cosa lo vende che a ha sempre fatto con i suoi giocatori. Sì, perché... Quindi pensa se lo vende a... la gente lo deve vendere a 200, ma non è vero, perché già se lo vendessi a 80 milioni, non è 80, poi la faremo questa... 80 e 70 sono 10. No, tu devi vedere quanto è ammortizzato, perché, scusate, i rumori anche qui. Comunque, saluto le amiche belline, saluto gli amici bellini, mi scuso per il collegamento ponte, saluto Valerio. Oggi non voglio salutare nessuno in particolare, perché... anzi saluto invece doppiamente tutte le amiche bellini e amici bellini, godiamoci questo percorso. Io questa cosa però l'avevo detta anni fa, secondo me non era un cattivo consiglio. Ciao a tutti.
Ciao Guido. Visto che non ha salutato lui, salutiamo noi Marocchi, ma perché fa parte di tutte queste cose, fa parte anche questo del percorso, no? Un po' il gufaggio generale di quelli che non sanno più cosa scrivere. Io faccio i miei più sinceri complimenti agli youtuber delle altre squadre che insistono a parlare del Napoli e ripetono a pappardella le solite cose perché non sanno più di cosa dire. Vi abbraccio ragazzi, ricordate che è solo che è bello lasciarvi con questo messaggio di Waynes che è molto particolare. Ricordatevi bene, perché quest'anno ve l'ho detto, adesso c'è pure la Champions, quindi sappiate quello che è alla fine